Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Siamo all'appuntamento del venerdì con il quale chiudiamo, gli appuntamenti della settimana e delle dirette, attraverso cui appunto mettiamo a disposizione, un po' di tempo per rispondere gratuitamente alle vostre domande. Non sono perfettamente in quadro, ho avuto una settimana piuttosto intensa e sono, come dire, in recupero con un bel raffreddore da welcome to school quando quando si ha dei figli, i figli tornano a scuola, i genitori. Comunque, scherzi a parte, sono qui per mezz'ora di tempo, anche perché oggi è venerdì e, gli habitué, gli affezionati del canale sanno che il venerdì sera, subito dopo la diretta, il Marietto Veneziano e io ci occupiamo dei riequilibri energetici e dei protocolli, appunto di riequilibrio con la radiestesia e la radionica. Dunque ci aspetta comunque dell'altro lavoro e, di conseguenza siamo comunque sono presente per una mezz'oretta. Bene, detto questo vi ricordo le solite cose prima di cominciare con i saluti, prima di cominciare a rispondere e mentre attendo che si colleghino altre persone, che scrivano altre domande, vi ricordo appunto che siamo su Facebook, nei gruppi I Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Sono 2 gruppi che seguiamo direttamente e che aggiorniamo quotidianamente. All'interno di questi gruppi troverete spunti di studio, circuiti radionici e, link a video di spiegazioni. Ovviamente, da anni è anche disponibile online il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Sì, sì, vitamina C ne sto prendendo a botte di 4, 5 grammi al giorno. Per ora la sto consumando. Comunque, stavo dicendo appunto il sito del capitano che da anni, è un punto di riferimento per gli amanti della radionica perché, sono stati raccolti in svariate dispense i circuiti radionici che fino a qualche anno fa si trovavano esclusivamente a pagamento e, non erano insomma una materia facile da reperire. Adesso, dal 2015 esattamente, questi circuiti sono disponibili, ovviamente ne esistono moltissimi, moltissimi altri, di moltissimi altri autori, però se già poteste scaricare, non so se vedete il gatto che se già poteste scaricare, quei circuiti e, metterli in atto, riuscirete sicuramente ad avere effetti benefici per il tramite delle onde di forma, sul vostro corpo eterico, sulle vostre, circostanze, legate magari alle emozioni, al riallineamento, a riequilibri anche elettromagnetici, insomma, sono veramente utili per le più disparate, circostanze e ambiti della vita. Dunque andate, scaricatevi, sono gratuiti, dunque se, li metterete in atto sicuramente troverete dei benefici. Se non sapete che cosa sono i circuiti radionici, comunque arrivano corredati da spiegazioni, seppur brevi comunque ci sono e, sappiate sempre che nei nostri canali YouTube, dunque canale YouTube del Marietto Veneziano e questo canale YouTube dal quale trasmetto e diffondo ormai da qualche anno, nelle varie playlist trovate sicuramente molte spiegazioni. Bene, detto questo, cominciamo con i saluti e con ricordarvi, mi raccomando, che nella domanda dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro, la domanda deve essere anche mirata, precisa, niente domande generiche, perché non conoscendovi, non conoscendo le situazioni che state vivendo, e diventa difficile interpretare le varie sfumature, che possono sottintendere le sibille, dunque per potervi dare una risposta quanto più attendibile,
più sarete precisi e mirati e più appunto potremo darvi soddisfazione. Bene, dunque nome, data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro con, se potete, qualche dettaglio per lo spazio a disposizione nella chat e nei commenti, e se la domanda riguarda un'altra persona, il nome e la data di nascita della persona, dunque niente cose generiche anche lì, niente informazioni vaghe come per esempio il nome puntato con solo l'iniziale, oppure lui, oppure lei, oppure cancro, non ecco, non perdiamo neanche tempo, andiamo avanti. Bene, detto questo comincio con i saluti. Buonasera Agata, buonasera Maria, buonasera Tatiana, buonasera Claudia, buonasera altra Claudia, buonasera Chiara, buonasera Anita, buonasera Marina. Grazie. Grazie Marina, ti ringrazio. Buonasera Stefania, buonasera Gigio, buonasera Pierluca, buonasera Rossella. Benissimo, direi di cominciare. Agata, 25, aprile 65, Maurizio 1° maggio 63. Vediamo se Maurizio soffre per il silenzio di Agata. Vediamo come sta. Come sta Maurizio? Ecco qua. Procediamo col taglio. Allora, giovane fanciulla, vecchia signora. Sicuramente è un taglio, che o richiama 2 personaggi, dunque una donna più giovane e una donna più grande d'età, oppure si riferisce a stati d'animo di un certo tipo nei confronti di questa persona che può essere definita una ex. Sono stati d'animo volubili, potremmo dire per certi versi quasi, immaturi, no, comunque, chiaramente dobbiamo vedere in che altri termini si esprimono nella stesa. Allora, ho ribaltato una carta, dunque cosa si vede Agata? Vediamo Maurizio nei tuoi confronti. Beh, devo dire che, in passato non si è privato di infliggere colpi bassi, i colpi sotto la cintura o di non essere sempre totalmente onesto con te, Considera che superbia e ladro, indica più occasioni dove o appunto la sua trasparenza non è stata sempre, ehm, al top, ai livelli ideali, oppure dove comunque, ha portato qualche situazione così ambigua e inaspettata. Comunque, in qualche modo si vede che, nonostante tutto poi tra l'altro non so in che termini e in che relazione siate stati in passato, in che termini, in che relazione siate ancora al presente. Tu dici che appunto, stai portando avanti un certo silenzio, no, ecco. E dunque sicuramente lui o ha provato a immaginare a qualche modo per tornare indietro, vedi? Oppure, nonostante il desiderio di tornare indietro, potrebbe aver comunque agito con in modo orgoglioso e non aver fatto capire quanto veramente vorrebbe ritornare sui suoi passi. Al momento, comunque vedi, ci son delle carte che indicano che il suo sentimento continua ad essere, comunque importante, continua, ad attendere, forse fiducioso, ehm, qualche cenno, qualche cosa, e immagina comunque che farai la cosa giusta, anche se
il tuo silenzio chiaramente è carico di giudizio, e non anche lui, non può fare a meno comunque di giudicare alcuni aspetti. Nel prossimo periodo, sicuramente se il silenzio persisterà, inizierà una fase un po' più tormentata, dove perderà la serenità. Diciamo che adesso è ancora in una specie di attesa fiduciosa che comunque tu faccia il tuo passo. Ma nel prossimo periodo questa attesa, che probabilmente non verrà colmata, non verrà ripagata, si trasformerà in un tormento, un po' di ansia, pensando proprio a questa figura del passato con il quale sente di non aver chiuso, di avere ancora dei sospesi. Ad ogni modo devo dire che, a mio avviso tornerete a parlare, a dialogare, dunque, si vede poi in futuro che, sarà ben contento, che, ti dimostrerai più amichevole, più disponibile nei suoi confronti. Nei tuoi confronti scusami, vabbè, tu nei suoi. Dunque ancora vedi c'è desiderio, ancora c'è attesa, c'è, come dire, ancora voglia di rilanciare. Nemico e lettera secondo me va un po' a spiare, tramite i social, tramite i canali anche virtuali di comunicazione, il telefono, l'ora dell'ultimo accesso, eventuali foto, aggiornamenti dei profili, lui comunque sta controllando. Non non è passivo nel silenzio, pur non facendo nulla e aspettando. Allora andiamo avanti. Vediamo un pochino. Tatiana. Buonasera Hilde, puoi controllare per me per favore se acquisterò a breve una macchina? Ok. Tatiana, 5 settembre dell'80. Vediamo un po'. Tra l'altro auguri anche se è un po' in ritardo. Vediamo se ci sarà l'acquisto della macchina per Tatiana. Il taglio sembra proprio dare una conferma, una risposta positiva. Scusate. Ma piuttosto che rischiare che vediate brillare una luce particolare dalla narice, confondendola con qualche dono speciale, mentre invece, chiamasi raffreddore, allora, torniamo a noi. Dunque sì, sicuramente, ci sarà l'occasione, modo, ti darai sicuramente da fare per realizzare questa cosa, ma vediamo. Allora, beh, le sibille sembrano raccontare qualcosa legato al fatto che, in un passato più o meno recente, il tuo sguardo era rivolto verso terre lontane, verso posti probabilmente all'estero, e forse, magari avevi la speranza, no, di, visitare questi posti, se non di trasferirti. Chiaramente non c'è proprio una vera e propria carta di trasferimento, ma la speranza parla anche di viaggi, Dunque, con lo sguardo rivolto verso, i luoghi lontani hai sicuramente bloccato, già in passato l'acquisto di un'auto, forse proprio in attesa di prendere una qualche decisione. Comunque devo dire che hai cominciato a rimpiangere di non averlo fatto prima, ma ti devo dire che in questo momento vedo la possibilità di fare un accordo, anche piuttosto in fretta. Un accordo che, potrebbe anche coinvolgere un uomo di età più giovane, probabilmente non sarete completamente d'accordo sui termini,
di questa trattativa o di questo accordo, come, scusa il gioco di parole, però siccome l'Imeneo, mhmm, parla appunto di quando si stipula un contratto, di quando si firma qualche documento, di quando si ufficializza una situazione, dunque il fatto che compaia questo giovane, no, legato a questa circostanza dell'auto e alla confusione, no, che, sembra derivare da questa circostanza, mi induce a dirti che probabilmente o non sarete d'accordo su alcuni aspetti, magari su, a chi intestare la macchina, oppure sul prezzo, attenzione perché chiaramente qua bisognerebbe capire chi è questo giovane che compare qui. Ad ogni modo si realizza un tuo sogno, un sogno tra l'altro, mhmm, non di adesso. Forse acquisterai un modello che ti piace già da tempo, un modello di cui tu, ehm, già avevi, una certa passione o comunque una macchina solida, affidabile. Probabilmente non mhmm, pur essendo nuova, sembra una macchina o un modello che comunque esiste già da tempo. Oppure, un vecchio un usato garantito, capito il gioco di parole? Perché, la carta del bambino indica anche la fiducia, no, dunque tutte le cose candide, no, dove puoi porre fiducia. Allora qui sembra proprio comunque che, più avanti, l'acquisto di questa, auto porterà dei profondi cambiamenti, comunque, e dunque oppure che la trattativa si chiude, per il tramite magari di questa persona, con mah, un qualche documento, una qualche convocazione, una qualche chiamata, comunque sono tutte carte positive. Vedi che c'è la realizzazione, c'è anche il fatto che probabilmente per festeggiare deciderai di incontrare degli amici, cioè ci sono delle cose che assolutamente dicono sì per l'auto, va bene? Okay, andiamo avanti. Claudia, buonasera, sono Claudia, 17 maggio '74, vorrei sapere se avrò il posto di lavoro per cui inizio la prova la settimana prossima. Okay, dunque vediamo se la prova si trasforma in una conferma. Allora, vediamo un po' questa prova la settimana prossima. Se porta a una conferma. Mh. Allora vedi che scusate, anche se ho fatto un taglio, si è staccata una terza carta, questo succede spesso, non sempre, e dunque c'è l'urgenza da parte del Sibille di comunicare qualcosa. Sembra comunque un ritorno da qualche parte o la possibilità che appunto ci sia una riconferma di qualche tipo, però la carta della malinconia probabilmente lascia intendere che non sarà tutto semplice o felice. Vediamo però la stesa. Allora, dunque questo è un progetto comunque, che ha dei contorni solidi, forse è qualcosa per cui comunque hai lavorato, per diverso tempo, è un qualcosa però, che, pur avendo, il tuo entusiasmo potrebbe comunque, visto la qualità della giovane fanciulla,
non essere proprio un ambito nel quale sei espertissima. Però hai tanta buona volontà, hai voglia di imparare, di metterti alla prova e di realizzare delle cose. E forse è una spinta questa anche, perché è una buona occasione, o lo è stato in passato, per insomma per, continuare o magari seguire la famiglia, o continuare a gestire senza sacrificarla troppo, anche se comunque la carta del vedovo, indica che hai dovuto subire comunque delle circostanze magari poco felici o che qualche capitolo si è chiuso tuo malgrado, e, può anche indicare qualche rimpianto rispetto ad alcune scelte. Però andiamo avanti, andiamo con ordine, molta determinazione, molta buona volontà e sicuramente ti devi un po' imporre. C'è un qualcosa la carta del militare parla anche di situazioni un po', o conflittuali al confine, no, odio-amore o dove c'è un qualche segreto, qualche strategia da portare avanti. Dunque attenzione perché appunto, visto che cominci lunedì, e il che significa che siamo poi nell'area del presente, potrebbe parlarti di un magari un incontro con questa figura, con quest'uomo un po' più giovane e che questo incontro porta comunque delle, circostanze che magari possono, vedi, sottoporti a forme di stress o preoccupazione, mh. Dunque è sicuramente un posto che ha qualità nuove o con nuove persone, con cui entri in contatto e dunque non sempre sarà facile, a volte, sarai titubante sulle cose da fare, sulle scelte da compiere e magari vivrai qualche piccola frustrazione. Considera che siamo però proprio all'inizio qua, Cosa avviene poi? Ehm, Chiaramente indica anche che ti impegnerai moltissimo, vedi la grande determinazione, la forza di volontà per dimostrare probabilmente la tua, buona volontà nel collaborare, nel fare delle cose. Dunque vedo una bella proposta, ehm, non so se questa prova durerà veramente solo 1 settimana e poi ti daranno subito, o se sarà, come dire, una prova comunque di un tempo limitato dove avrai immediatamente un esito nel giro di poco tempo. In ogni caso non sembra che passerà molto per un'offerta, dunque ti daranno un'offerta o ti faranno un'offerta, una proposta e questa offerta e questa proposta non saranno male, ma potrebbero indicare un allontanamento dalla tua famiglia e da casa. Dunque prendi in considerazione la possibilità che il posto, uhm, possa portarti via tempo, spazio, per la tua famiglia, oppure proprio in extremis, ma non è proprio una carta di trasferimento, dunque però eventualmente anche proprio di fisicamente, doverti sistemare un po' lontano per gestire poi il tuo lavoro, un po' lontano da casa. Ad ogni modo, ehm, quale che sia delle 2 la possibilità, che si manifesterà, comunque avrai di che festeggiare. Allora, dunque la prova c'è, generalmente l'artista è una carta di colloqui, di test, di esami, ma visto che per te si tratta comunque di una prova che, viene svolta proprio attivamente operando, dunque lavorando, mettendoti all'opera, avrà comunque un esito favorevole, anche se qualche cosina ti lascerà un po' perplessa. Dunque, quale che sia esattamente, l'ambito della perplessità non è facile da identificare. Ti posso dire però che la carta della superbia
può parlare di sottili rivalità, di comportamenti non sempre adeguati alla situazione, la necessità di misurarsi, di stare un po' a basso profilo o probabilmente il pensiero, la preoccupazione che hai è che intorno percepisci gente, tra virgolette "affamata" di mettersi in mostra. Dunque questo magari ti metterà un po' così, in difficoltà, ma non troppo. Comunque per me la risposta è che la prova andrà bene. Allora passiamo alla prossima domanda che è dell'altra Claudia. Allora, scusatemi. Ah, accidenti. Allora, John, 12 ottobre 74 mi vuole, Claudia 11 giugno 72. Vediamo un po' se John vuole Claudia. Nel frattempo colgo l'occasione di vedere un attimino se c'è qualche altra persona che si è collegata, per salutare appunto, saluto anche Monica, Assunta, buonasera, buonasera Rosalba, ehm, e poi brava, hai voglia di riuscire, grazie, bene, sono contenta. Dunque vediamo un pochettino. Okay, torniamo a John, se vuole Claudia. Un po'. Allora, qui ci sono diversi significati comunque abbinabili a queste 2 lame delle Sibille. Il sacerdote potrebbe indicare un uomo grande, lui abbiamo visto dagli anni ha uno scarto di età, di 2 anni in meno, dunque questo uomo grande potrebbe essere un padre che ha necessità di assistenza e aiuto, oppure, altra interpretazione, si chiede in qualche modo aiuto per capire qual è la cosa giusta da fare. Carta di giustizia, carta di aiuto. Ancora, altra cosa, valutazione, giudizio, dunque un certo atteggiamento freddo, ma nello stesso tempo disponibile e volenteroso di dare una mano. Oppure ancora che riceverai l'aiuto di un uomo più grande. Ora, queste sono solo alcune sfumature del taglio. Il taglio non è comunque la risposta, ma è un'indicazione. Adesso andiamo a vedere un pochino. Allora, lui ti vuole? Beh, di sicuro c'è un'attrazione fisica, mh? Queste sono proprio carte che abbinate così parlano comunque di fisicità, okay, di qualcosa, vissuto più carnalmente, ehm, ma dove c'è anche un atteggiamento un po' duro, un po', ecco, poco romantico, diciamo così, no, che probabilmente ti impensierisce un po'. Ma andiamo con ordine, Beh, devo dire che la prima linea, che potrebbe riguardare il passato recente, vede, come dire, affermarsi, un una nuova, comunicazione, una nuova fiducia, la conferma di una fiducia, qualcosa un clima comunque, piuttosto innocente e comunque anche positivo, considera che comunque la carta della fedeltà è una carta di coinvolgimento,
quale che sia la natura di questo coinvolgimento, potrebbe anche essere proprio un qualcosa comunque che, parla di successo, no, di realizzazione, di un inizio buono, positivo e sembra comunque basato su un bel dialogo. Dunque, la prima linea assolutamente, conferma che lui fa o forse che, visto che stiamo guardando dalla prospettiva di lui verso di te, che ha fatto dei passi nel passato, dunque dei passi anche che possono essere stati di un anche, non dico importanti, anche se è una carta di cose importanti, però qualcosa di più coinvolgente. Ora, diciamo che, la carta dei deliranti generalmente parla di confusione, di battibecchi, di cose che si dicono e di piccole ripicche verbali, ma anche di chiacchiere che vengono fatte alle spalle, di tutte quelle circostanze che causano confusione. E sembrerebbe fatto, vedi che c'è anche la carta dell'amica, dunque o quando parlate, come se in alcuni momenti, sia difficile capirvi, oppure che, questo venga messo in atto da qualcuno nell'ambito della conoscenza delle conoscenze di John, okay, perché stiamo guardando lui verso di te. Comunque fondamentalmente, ha una buona opinione di te. Capisci che sono carte dove c'è solidità, dove c'è, anche la persona che ci sa dire delle cose, no, e c'è comunque, una carta di valore. Ora, nel prossimo futuro, secondo me si crea un attimino una circostanza, che può essere a metà fra la fortuna e l'essersi riusciti a ricavare questa opportunità. Dunque, sicuramente la carta del mercante considera però che indica sempre un qualcosa, una valutazione, un compromesso, un inizio basato comunque sempre da qualche conto, da qualche valutazione di vantaggi, di costi, eccetera. Cioè, chiaramente il mercante fa quello che è il mercanteggiare, cioè il mercante fa il suo. E dunque qui, visto che si accompagna all'omaggio di preziosi, qui o indica proprio che lui nella vita come lavoro vende o mercanteggia in beni di lusso o preziosi, oppure comunque, indica, come vedi, una buonissima opportunità che lui valuterà se cogliere nei tuoi confronti. Però ecco, ogni tanto lui ha dei momenti dove si adombra e nasconde qualche cosa, che non condivide, oppure ogni tanto lui si rammarica di provare un'attrazione nei tuoi confronti, oppure ha, come dire, la malinconia nei confronti dell'attrazione fisica nei tuoi confronti. Diciamo che, c'è comunque qualcosa di positivo che lui fa verso di te e non sono tutte carte brutte, anzi mi sembra una bella stesa, però guardiamo un po' che qui comunque, la situazione comunque non è molto chiara. Forse a volte lui si fa un po' trascinare anche da altre passioni, perché considera che la leggerezza, sono tutte le attrazioni fisiche, tutte le passioni, i godimenti della vita, i piaceri, no, tutta la parte più effimera. Ma, diciamo che a volte magari lui insegue o è un po' perde di vista le cose importanti o l'opinione nei tuoi confronti, potrebbe essere appunto, influenzata, diciamo così, da una figura femminile e potrebbe non essere,
del luogo, potrebbe avere origini lontane, potrebbe essere una persona straniera e potrebbe collaborare con lui. Comunque in ogni caso, se invece la interpretiamo per se lui ti desidera, se lui cos'è che hai chiesto? Se ti vuole, sicuramente ha un'attrazione, anche questa è una carta di piaceri, dunque l'attrazione viene assolutamente riconfermata e, però magari ha volubilità, perché considera che la giovane fanciulla, chiedo scusa, indica a volte atteggiamenti capricciosi, volubili, che cambiano, no, non del tutto rassicuranti, oppure tanto intensi e tanto fugaci come quelle emozioni vissute dagli adolescenti, però, diciamo che, si dà comunque da fare, Beh, vedi tu, questo è quello che sembrano dire comunque le sibille, e non mi sembra male comunque. Benissimo. Allora vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento, 20 € 45 minuti, potete contattarmi al 347 87 02 622 per prenotare il vostro consulto. Dunque, io, resto a disposizione per quanti volessero appunto un contatto di tipo professionale. Vi ricordo appunto che ho superato i 30 minuti, togliendo appunto i minuti all'inizio quando aspettando le persone spiego le solite cose, che ormai gli affezionati del canale conoscono. Oggi è venerdì, lo ricordo ancora perché, il venerdì in genere non mi dilungo troppo proprio per poter dare poi il via ai lavori di riequilibrio che, eseguiamo il marietto e io su alcune persone che appunto richiedono questo servizio per beneficiare di quello che sono energie, vibrazioni e tutto ciò che può essere riallineato, riequilibrato, corretto e indirizzato verso, frequenze ideali per la persona. Dunque manteniamo, come dire, puliti i canali sottili di queste persone che si sono rivolte a noi e vi ricordo tra l'altro che ultimamente abbiamo aggiunto anche i riequilibri post vaccinazioni. Qualcuno mi ha chiesto se sono possibili, se è possibile applicare questi riequilibri in maniera preventiva. Sì, soprattutto laddove, c'è un po' di ansia, di preoccupazione, perché andiamo a lavorare anche sugli aspetti emotivi dell'argomento, del discorso, dunque assolutamente possibile, ehm, ma sicuramente, a cosa fatta, è più facile ancora perché andiamo a lavorare proprio in modo mirato anche su AstraZeneca, piuttosto che Pfizer, piuttosto che Moderna, eccetera. Dunque dipenderà poi da cosa ci comunicherete. Bene, detto questo io vi ringrazio tantissimo, vado ad occuparmi di queste persone, vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon fine settimana e se volete contattarmi per un consulto privato ormai sapete come fare. Ci ritroviamo lunedì alle 21:30, sempre qui su questo canale. A presto, buonanotte.